stadio Aldo Campo in Selvaggio di Ragusa, 23esima curva del campionato di Serie D per il girone I. Il Marina, reduce dalla vittoria corsale al Francoscoglio di Messina, ospitava il Giuliano che invece regolava per 3-2 nell'ultimo turno al De Cristofaro in rimonta in Roccella. A dirigere l'incontro il signor Giacometti di Gubbio, solito 3-5-2 per mister Utro che schierava Pellegrino tra i pali, davanti a lui Pietrangeli, Puglisi e Giuliano, in mediana Di Bari, Schisciano, Mauro, Verachi e Sidipe. Coppia d'attacco composta da Baldé e Diop. Esame probante per la compagine rosso-blu che ospita quest'oggi la terza forza del girone. Marina Ragusa in netta risalita dopo le ultime due uscite con Palermo e ACR Messina. Giuliano invece, dopo un girone d'andata molto complicato, ha risalito lentamente la china della classifica. Possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Al terzo di gioco, occasione del Giuliano, ma il pallonetto di Gennaro Esposito sorvola abbondantemente la trasversale della porta di Pellegrino. 2 minuti più tardi lamenta un calcio di rigore il Marina di Ragusa, non accordato dal direttore di gara di Gubbio Giacomelli per questo atterramento ai danni di Baldé. Resta qualche dubbio dal nostro rallenti. Al settimo, palla in profondità per Orefice che calcia fuori col mancino. Minuto 14, fraseggia bene il Giuliano che riesce ad andare ancora una volta alla conclusione dal limite, ma Pellegrino salva il risultato con questo riflesso felino. Al minuto 18 sempre Pellegrino a farsi notare, questa volta bloccando a terra un tentativo più che pretenzioso da parte di Tarascio. Al 21esimo, sussulto d'orgoglio Mazzaridaro con Verachi che suggerisce in profondità per Baldé, il destro al volo e l'attaccante rossoblu sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 27esimo non potrà nulla però Mola sul mancino dal limite da parte di Mauro che infatti leva la sicura al sinistro e batte l'estremo difensore dei Tigrotti per il vantaggio della formazione di mister Salvatore Utro. Cambia il parziale all'Aldo Campo, la rete di Francesco Mauro, ancora un Marina di Ragusa che sorprende in questo girone I di Serie D. Non dovremo attendere molto per assistere alla risposta dei campani con Manzo che serve in profondità. Orefice è formidabile, Giuliano a sventare la minaccia. Si scaldano intanto gli impavidi tifosi dei Trigorotti sugli spalti dell'Aldo Campo quando al 41esimo Verachi illumina il gioco rossoblu. Diop subentra in area di rigore, attende un po', poi vede sopraggiungere alle proprie spalle Baldé, atterrato anche in questa occasione. Resta qualche dubbio dal nostro rallenti. Terminerà la prima frazione di gioco il brutto infortunio occorso a Manzo. Spazio allora alla Ferrara, un minuto di recupero concesso al direttore di gara di Gubbio prima che le squadre guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la rete di Mauro al minuto 27. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa che si apre con un cambio, infatti Calivà a rilevare il match winner. Mauro sin qui, Marina che sin qui sta imbrigliando i Tigrotti, ma arriverà la doccia gelata per il mister Salvatore Utro. Infatti azione convulsa in area di rigore, indica il dischetto il direttore di gara di Gubbio per questo atterramento più che dubbio. Infatti sembra essere lo stesso giocatore del Giuliano a commettere fallo. All'occasione allora Gennaro Esposito di presentarsi dagli 11 metri a tu per tu con Pellegrino. Ancora Esposito fa 1-1, l'eroe della rimonta su Roccella, ancora una volta a segno. Prova a reagire allora il Marino col tentativo di Puglisi di servire il compagno di reparto Giuliano. Si spegne però sull'esterno della rete il suo tentativo. Secondo cambio con Bomber Mistretta che prende il posto di Baldé. Spazio anche per Reducci al minuto 77 in luogo di Sidipe. Poco più tardi ci sarà spazio anche per l'ex ACR Messina Cristian Suma in luogo di Diop. Non accadrà però più nulla allo stadio Aldo Campo, solo il triplice fischio del direttore di gara Giacomelli. Termina così, Marina di Ragusa e Giuliano si dividono, un punto per parte all'Aldo Campo. Apre Mauro, chiude invece Gennaro Esposito.